Entravo manco fossi il capo della scuola, urlando a squarciagola, forza fatemi sta ola. Professori coi capelli in alto ed il registro in mano, un po' come il Papa col Vangelo sopra il Vaticano. Scuola una parola che mi faceva angosciare, seduto su una sedia 7 ore a bestemmiare. Verifica ragazzi, forza separiamo i banchi, papiri sulle gambe, temi sopra i muri bianchi. Classe nome data, minchia panico, paura, mi impegnavo ed azzeccavo tutto, prof è stata dura. Ditemi la 2, la 4, la 8, minchia non sapevo un cazzo ma guardavo sempre sotto. Sul papiro c'era tutto ma la troia mi guardava, Sardo consegnava in bianco e nel frattempo bestemmiava. Ma la prof si alzava e Sardo lì ci ripensava, retromarcia così torna a posto e quella scheda compilava 6,5, 8,5, 7,5, 7. Nello scritto e nell'orale poi diviso 27. Quasi 17 anni ed ero ancora in prima, lontano dalla promozione come G7 Lima. Non rappresento me, figuriamoci la classe, terzo anno ancora in prima, rappresentante di classe. Ora fili in presidenza e convoco i tuoi genitori, da settembre che ci parli portateli a cena fuori. I libri a fine maggio ancora non sono arrivati, su 15 ne ho 4 sono tutti scavallati. A scuola arrivavo lì spacvuoto sulle spalle e le note che volavano tipo le farfalle. Ste cazzo di lezioni pomeridiane, dalle le interrogazioni non te la balzare. Troppe voci, troppi stronzi mi facevano sfasare. Adesso non so cosa voglia dire il termine studiare, imparare, ripassare, sottolineare parole che messe assieme mi mandano a male. Arrivavo in ritardo i 3/4 delle volte, rassegnato ogni mattina mi chiudevano le porte. Secondo loro io avrei atteso un'ora fuori, fanculo torno a casa e fuck ai professori. Era divertente farli urlare, vederli sfasare, convocare quel registro brutalmente compilare. A casa mi scassavano perché ci stavo poco, dicevano studia Sardo che la scuola non è un gioco. Prima il libretto con 3000 convocazioni, adesso libretto da segni e 3000 riflettori. Ora lingua fuori tutti se sentono sardo, prima col registro fuori se facevo ritardo. La scuola per fortuna cazzo dico non è un gioco, se lo fosse sarei game over per averle dato fuoco. La sveglia funzionava solamente per balzare, se no mio fratello Santa era pronto per schizzare. 7 ore a cazzeggiare, meglio che studiare. La scuola era il McDonald's per imparare a mangiare. Adesso io sto bene con zero preoccupazioni e lavoro a differenza dei miei ex professori. Io scrivo testi sulle note, loro note sopra i testi. Non giocato ma è giorno, ma per questo mi detesti.